Rubrica dell'agricoltore agricolo Jones. E benvenuti amici anche questa settimana. Ma se il buongiorno si sente dal mattino. Godigerio i musetti di ieri. Si sente anche, Italo. Fortuna che non hai fatto verso il fuoco, se no. Va avanti! Benvenuti anche questa settimana, rubrica dell'agricoltore agricolo con il suo sponsor Acurinata. Bevi una giorza, pisi una bosa, bevi una bosa, pisi una fossa, bevi una fossa, ecco, e ti desgolfa fuori bene da quello che mi sembra di capire. Non sputare sul fuoco, sennò fa un fiammone e voi a maschera a sallare. E ora, anche questa settimana torniamo con un caso modo, più che altro modo, vero Idolo? Stai buono, guarda che è nuovo, che non lo rompi subito. Vedo che l'ebbe lucido. Esatto, è nuovo. Allora, per chi non sapesse ancora come funziona, voi mandateci i vostri FASCs. Noi li stampiamo direttamente sulla carta igienica. Vieni qua, bea, più. Dai, stai buono. Vieni qua, dai, mangiami. Italo, stai tenendo occupato il FASC, io non caso. E comunque già nel fatto dove lo stampiamo c'è il consiglio implicito di quello che te puoi fare col FASC che arriva. Bene, comunque, invece in questo caso l'abbiamo selezionato e l'abbiamo trascritto su dei file. Dai, va avanti che la gente che ti passa. Esatto, dice, caro agricoltore agricolo, so Antenore da Roana. Che bel paese, come sei? in montagna. Sei in montagna. Dai, sta bene. Siamo stati in vacanza a Roana, mia Italo, poco tempo fa, è sì. vero. Qui che sei problemi che non ti puoi mai dire. Poi mi dire che ero poi 5 anni di generazione di problemi. Esatto. Avevo comprato un cioncio a marzo. Italo, spiega agli amici a casa che magari non sono proprio da Il cioncio è il vero, è il porseo, il maschio, chiama come vuoi. Olla, il maschio della porsea. Benissimo. A marzo, ma a dicembre mi ero affezionato e non ho avuto il coraggio di tirare il coio. Ma che tira il coio questo? Come i gaini. A posto. Come voglio a fare per far fruttare questo investimento, però senza risentire in maniera emotiva. Ma come parla tua? E ora, in due parole, vuoi sapere come puoi fare copare il maschio con tutto che sarà affezionato? Bisogna che il magno un tocco a volta. Invece di coparlo tutto del colpo, taglia la gamba e mette la gamba in legno. E taglia il sgrogno, il naso e mette il naso in portiana. Lei fa un investimento un tocco a volta finché non lo copa. Può essere un ottimo scherzo, che tu hai avuto esperienze, ad esempio, che cosa ha fatto questa esperienza? Ho fatto me. E come sei andato? Pensate che sei ancora il porseo poretto che corre per la corte. Qua che qui non ho fatto qua del muso. Perché ti affezioni a tutte le bestie? Sì, non ancora il muso in carne viva. Ma poveretto. Poveretto, Gio. Poveretto. E magari il porseo pure costato del legno, magari. Pa' corti. Va bene, dai, ascolta, se vuoi seguire il consiglio, già Italo ti ho portato la sua esperienza. E come sei andato? Sei ancora affezionato a queste bestie? Ogni sera che arrivo a casa mi fai feste. Bene, con tutto che sei anche con... Bene, allora... Caro Antenore da Roana, abbiamo risolto anche il tuo caso. Mi raccomando, amici, continuate a spedirci i vostri FASCs che gli agricoltori, caro Italo, risolveranno prontamente. Salutiamo gli amici a casa e ci vediamo alla prossima. Rubrica dell'agricoltore agricolo John.